Buonasera a tutti e benvenuti alla 24esima edizione del Libro delle 18.03. Vi do il benvenuto a nome di tutta l'associazione. Abbiamo un'apertura splendida, vi vedo numerosi nonostante le sedie con i divieti. Vi leggerò un'introduzione che è a nome di tutto lo staff del Libro delle 18.03, proprio perché questa edizione è particolarmente significativa, in un momento particolarmente significativo, quindi di comune accordo hanno deciso di delegare me, ringrazio il Presidente Polli, che è sempre così generoso con i suoi collaboratori. Insieme a tutti quanti abbiamo deciso di darvi il nostro pensiero. Inizia oggi la 24esima edizione di un percorso iniziato per gioco nel 2008 in una vecchia sala della stazione dei treni, percorso che ha raccolto sempre più consensi e un pubblico sempre più numeroso di nuovi e vecchi compagni di viaggio. Proprio dalla location nasce il fortunato nome della Kermesse. Iniziare alle 18 sarebbe stato troppo banale, meglio alle 18.03, come un orario delle corriere o dei treni, anche a significare che la cultura, in qualche modo, è un continuo movimento e arricchimento. Una sala, la nostra, che ha alternato gli scrittori italiani più conosciuti e molti altri che si sono fermati nel tempo, con un occhio particolare agli autori della nostra regione, non certo per campanilismo, ma perché il panorama letterario delle nostre terre di confine è ben ricco e si presta ad accogliere contributi e stili diversi. Quest'autunno tutti dovranno tenere conto della pandemia che ha condizionato la vita e i comportamenti di ognuno di noi. Vi è la necessità quindi, per questo tipo di eventi, di sale maggiormente capienti per garantire la presenza in sicurezza e tranquillità per ospiti e pubblico. Di qui la nostra scelta della sala teatrale del Kulturnidom, con il quale da tempo collaboriamo, trovando sempre grande disponibilità e che ringraziamo di cuore per la consueta ospitalità. Quest'estate, intanto, dopo la forzata sospensione primaverile, abbiamo realizzato un'edizione online con presentazione di libri, incontri e letture bisettimanali che hanno avuto un'accoglienza inaspettata, una modalità della quale dovremo tener conto anche nelle programmazioni future. Al momento di fissare la data della conferenza stampa di presentazione di questa edizione, avevamo cercato di trovare una data libera per non sovrapporci ad altre iniziative, per correttezza e per non rischiare di non avere la presenza della stampa e degli operatori culturali. Non è stato semplice. Limitandoci al locale e citandone solamente alcune, negli stessi giorni si svolgevano geografie, il Festival del giornalismo, dialoghi, storie scritte sull'acqua, gusti di contea, il Festival del coraggio. Per non parlare poi di Pordenone Legge, Next Festival della Scienza a Trieste, vicino lontano a Udine. Eventi lontani, ma che toccano anche gli interessati locali. Abbiamo poi trovato tutta una serie di spettacoli, concerti, mostre, insomma un fiorire di iniziative sorprendente e forse liberatorio rispetto alla lunga chiusura dei mesi scorsi. Una forte voglia di ricominciare, perché la cultura è fatta anche di confronto, di contatto, di scambio di idee, da cui nasce l'arricchimento di ognuno di noi. Questa pandemia, che perdura, come i bollettini di ogni giorno ci ricordano, non ci lascerà solamente i lutti o il perdurare di una crisi economica latente dal 2008 e aggravatasi in maniera drammatica a causa Covid-19 in questi ultimi. Ci lascerà anche un modo di vivere e di relazionarsi diverso, con il rischio di chiuderci ancora di più nel nostro piccolo mondo domestico, così comodo e con tutto a portata di mano. La cultura e incontri come questo e quelli che ho ricordato fortunatamente aiuterà a muoverci, a confrontarci, a scoprire e legarci a nuovi luoghi e persone, rimettendo in moto quel confronto e quello spirito di conoscenza senza i quali una società non può vivere e progredire. Io devo fare una comunicazione di servizio perché da nuova ordinanza devo chiedere a tutto il pubblico di tenere la mascherina.
mentre una volta era concesso toglierla, adesso no. Io sono senza solo per motivi scenici, ma dopo tolgo la protezione del microfono. Fatta questa doverosa premessa, doverosi sono anche i ringraziamenti a tutti gli amici dell'associazione, al presidente Pogli, a Lucia, a Max, a Franca, a Nevio, a Gaspare di Ubik, Trieste e Gorizia, che peraltro poi è a disposizione per chi volesse acquistare il libro, Sara, Gianfranco e Andrea. Un ringraziamento al comune di Gorizia che anche per questa edizione ci ha concesso il patrocinio. Ancora un ringraziamento agli amici del Kulturnidom, allo sponsor che è divenuto ormai abituale, Coop Alleanza 3.0, e a un nuovo sponsor che abbiamo quest'anno che è Several Broker. Adesso io ho finito, spero di essere stata concisa ma chiara, e vi lascio agli ospiti di questa sera, l'autore che ci presenterà il suo libro, Maurizio Mattiuzza, con il quale dialogheranno Pericle Camuffo, Sandor Ortenze, e poi i nostri, siccome la cultura non è solo scritta ma è anche altro, ci sono i nostri musicisti e intrattenitori, Jacopo Casadio e Davide Sciacchittano del complesso Luna e un quarto, Carlotto Del Bianco e Pierluigi Pintar per le letture. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Buonasera a tutti, ringrazio per la presenza, ringrazio chi ci ospita e chi ha organizzato la manifestazione. Stasera parleremo con Maurizio Mattiuzza del suo primo romanzo. Maurizio è conosciuto, letto e apprezzato come poeta, premiato, tradotto, però questo è il suo primo romanzo, cambia un po', no? Modo. Io partirei da una considerazione di Dino Buzzati, che quando parla della propria poetica sono delle varie dichiarazioni che ha fatto. Ruota attorno spesso al rapporto tra giornalismo e letteratura, nel senso, cosa insegna il mestiere del giornalista al mestiere dello scrittore. E secondo lui ci sono un paio di cose. Innanzitutto insegna a scrivere semplicemente. Lo stile chiaro, dice Buzzati, è la caratteristica immancabile dei grandi talenti. Poi insegna il rispetto del lettore, cioè a non costringere il lettore a uno sforzo di lettura, per cui a morire di noia. E poi insegna l'importanza dell'intreccio narrativo, cioè di innescare la voglia di sapere che cosa finire il romanzo. L'indicazione di Buzzati, forse sì, ma ha rispettato queste cose nel suo primo romanzo, un romanzo scritto in maniera semplice, c'è una cura sul linguaggio, sicuramente c'è rispetto del lettore perché non si muore mai di noia e si va sempre, si aspetta, si cavalca la narrazione per vedere come va a finire. Per cui secondo me la prima domanda che volevo fare a Maurizio è: come mai a un certo punto della sua carriera già avviata di poeta decide di scrivere un romanzo e gli esce così bene? Nel senso, ci aveva provato prima. Cos'è che gli ha consentito di cambiare respiro alle parole, metterle in maniera diversa sul foglio e dare alla sua voce di scrittore questa complessa narrazione? Scrittori, cioè narratori che scrivono poesie nella storia della letteratura italiana ce ne sono stati molti e non sempre con risultati apprezzabili, ma poeti che iniziano, che scrivono narrativa con dei risultati insomma significativi non ce ne sono molti. Noi possiamo ricordare sicuramente Pasolini, ma non ce ne sono molti. Maurizio è uno di quei pochi che adesso fa il cambio di passo, il cambio di scrittura, riesce a scrivere un romanzo che qualche giorno fa ha avuto l'ultimo riconoscimento, cioè ha vinto a Catania il premio Etna Book.
Buonasera, dopo piacere, grazie per questo invito, sono molto felice di essere qui e di vedere che anche così tanto pubblico, così tanto affetto per il libro delle 18.03 e anche per la Malaluna. Come ho cambiato, tra virgolette, mestiere? In realtà sono due cose molto contigue per quello che mi riguarda. Sono sempre stato un poeta un po' anomalo dal punto di vista delle letture, nel senso che ho sempre letto molti romanzi, molta narrativa, anche poesia ovviamente, ma molta narrativa. Mi sono formato anche intellettualmente con la narrativa. Dunque, tantissime vicende di questo libro sono inventate, romanzate, intrecciate per dare un senso coerente all'ambientazione, diciamo, storica. Non potevo sapere tutti questi dettagli della sua vita, li ho immaginati e alcuni li ho inventati ovviamente, anche per definire un'epoca, per definire cose di cui parleremo poi. Ma nel momento in cui questa storia è venuta a me, mi ha toccato emotivamente, mi ha, come dico sempre io, scelto, abitato, in quel momento ho capito che avevo bisogno di una misura lunga, che una ballata per esempio non sarebbe bastata, che un ciclo di 7, 8, 10 poesie non sarebbero bastate a raccontare quello che io vedevo, quello che avevo in mente. E dunque ho detto, questa è l'occasione in cui provo, mi misuro con un romanzo, e così mi ci sono messo sostanzialmente. Poi il resto è venuto da sé, la scrittura è anche un lavorio quotidiano, insomma un impegno. Questa storia mi ha impegnato per anni ed era un impegno che io sentivo anche un impegno civile, perché è una storia che conteneva questo paradigma per me, spero che poi voi lettori lo ritroverete, e conteneva appunto un bisogno affettivo, quello di mettere forse in una certa relazione col presente storie sospese del passato, insomma, e dunque tutte queste cose hanno dato, credo, anche una forza particolare al mio impegno, che poi si è tradotto in questo libro qui. Bene, insomma, avete sentito, una storia familiare, riguarda la sua famiglia, una storia che passa da una guerra all'altra, dalla prima alla seconda, è la storia della famiglia Zweig, è una storia che ha il centro da queste parti, dalle nostre parti, ma tu hai detto appunto, sentivi questa spinta, questo impegno civile da mettere nel romanzo. Infatti è un libro che parla della prima e della seconda guerra mondiale, ma la posizione che tu prendi nei confronti della guerra è netta ed è nettamente critica. Nel senso, c'è una bella, fin dall'inizio, c'è Giovanni Zweig che dice, alla guerra si va mica cantando, cioè non si va così. Poi quello che tu racconti è una guerra, è la tragedia del popolo, della povera gente. C'è la tragedia, la guerra è un fatto, è qualcosa per cui si muore, si piange, si cambia, ci si svuota, ci si arricchisce, si fa carriera. Non è fatta di eroi. Quelli che racconti nel libro, sono di sfilata di anti-eroi che capiscono che la guerra in qualche modo la vivono, ma dalla guerra vengono vissuti, vengono mutati, e tutto questo discorso, cioè la presa di posizione nei confronti della guerra, può essere vista anche come una presa di posizione nel confronto delle guerre di oggi o di tutte le guerre. Cioè, questo avevi in mente o è venuto così perché la guerra era quella e noi tiriamo fuori tutto questo? No, secondo me il dramma della guerra, insomma, la guerra è una cicatrice che non si sutura mai del tutto. Insomma, io, per esempio, i miei genitori sono immigrati perché la crisi economica che è seguita alla guerra non gli ha permesso negli anni 50, 60, inizio anni 60, di poter vivere là dove erano nati. Io sono nato nelle migrazioni in funzione del fatto che i miei genitori dovettero emigrare, e tutto questo, come ogni tanto diciamo anche un po' tra serio il faccetto io e Pericle, tutto questo è la guerra. La mia generazione è ancora dentro gli esiti della guerra, magari per gli ultimi esiti, no? Però poi nel momento in cui io ero studente all'università e credevo che non avrei visto una guerra vicino a me, ho visto la prima guerra del Golfo, ho visto la guerra, diciamo, in Jugoslavia, ho visto la seconda guerra del Golfo, l'Afghanistan. Allora ho capito che purtroppo questa faccenda della guerra è una faccenda che ci riguarda sempre, ahimè, e che non possiamo fermarci alle guerre che hanno
dire, insanguinato questo angolo d'Italia o l'Europa. Purtroppo la guerra è un fatto globale contro il quale noi siamo chiamati a una posizione netta, insomma, no? La pace è un valore non negoziabile. Buonasera. Io non sono un critico letterario, arrivo da Trieste, come giornalista ho scritto, conosco diciamo abbastanza bene con la Venecia, con la cosiddetta Slavia friulana, e credo che, caro Maurizio, la Venecia è anche tutta la comunità slovena, giustamente la comunità, non la minoranza slovena, ti deve essere grata per quello che hai scritto, non solo dal punto di vista letterario, non solo dal punto di vista storico, ma anche, permettetemi la parola, dal punto di vista politico, no? Perché la storia della famiglia Sbaitz rispecchia il travaglio, la storia, le tragedie, no? Di tutto il cosiddetto confine orientale, ma soprattutto di questa comunità, diciamo, che parte dalla Resia, che va fino alle valli del Natisone, ancora più giù, che ha pagato un grandissimo tributo di sangue, ma anche un tributo culturale, linguistico alla storia. Ecco, la tua storia finisce con la seconda guerra mondiale, con la morte del più giovane dei fratelli Sbaitz in Sicilia, ecco, però dopo purtroppo io dico la storia continua, no? La storia della Venecia continua sempre sulla falsariga della prima e della seconda guerra mondiale, con Gladio soprattutto, che ha fatto un danno enorme con questa snazionalizzazione che, anche se devo dire che i tempi fortunatamente sono cambiati, continua ancora. Vi faccio solo un piccolo esempio che forse conoscete. La chiesa diciamo friulana, la chiesa diciamo del Friuli Venezia Giulia, partendo dall'arcidiocesi di Udine, ha avuto sempre una grande attenzione e anche una disponibilità verso la comunità linguistica, verso la comunità come della Venecia, ecco. Però appena adesso, dopo alcuni anni, hanno avuto, diciamo, c'erano le condizioni per fare la prima comunione a Tercimonte, che prima, dicevo, i sacerdoti erano tutti in sloveno, i sacerdoti cividale erano disponibili, San Pietro tutto ad un tratto è cambiata un po' l'aria, dopo c'è voluto il parroco di Faedis che gli ha fatto il catechismo, e la comunione non l'hanno potuta fare a San Pietro, ma l'hanno dovuto fare a Tercimonte. Volevo dire che la storia si ripete, no? Ecco, volevo chiederti, Maurizio, tu prima hai detto che la tua famiglia ha anche radici della Slavia friulana, ecco, volevo chiederti quali sono i tuoi rapporti oggi con gli sloveni della provincia di Udine. Beh, sono rapporti cordialissimi, di conoscenza reciproca, di attenzione, capisco alcune parole, ma questa è una perdita che mi addolora molto e sempre più mi addolora, vorrei metterci rimedio prima o poi, mi metterò a studiare. E ho ottimi rapporti perché questa storia della mia vita ha intrecciato sempre la comunità slovena. Quando ero studente all'Università a Trieste ho scoperto anno dopo anno che la maggioranza degli amici che avevo erano persone appartenenti a quella comunità, no? E ci siamo sempre cercati, trovati. In quell'occasione sono state le frequentazioni letterarie, la musica, le fughe a Lubiana per vedere i grandi gruppi underground, tutta questa comunità. Io ho sempre creduto a questa forza sotterranea che mi chiamava a sé. Dunque a un certo punto ho detto sì, questa è anche parte della mia vita. Sono stato, come dire, tra gli altri, anche questa è una delle cose abbastanza bizzarre, no?
sono stato ospite come poeta alla prima edizione di Topolò, di Stazione Topolò, dunque, cioè più di così, no? Il caso volle che fosse così, no? Ero lì perché stavo già in un movimento che si interessava dei diritti delle comunità e dunque è un rapporto, devo dire, bello, insomma, no? Margherita Trusniak, i Baschi Off che erano con noi sul prato a Brideway 2 settimane fa, abbiamo ospitato loro, il coro che canta pezzi diciamo in sloveno, quindi è un rapporto bellissimo, intenso, che fa parte della mia vita e sempre più fa parte della mia vita, e questa è anche una delle occasioni che questo libro mi ha dato, insomma, di sentirmi sempre più parte di questa storia. Sta subendo un grossissimo calo demografico, i problemi economici vengono lì accentuati ancora di più, ecco, l'orografia, la geografia, paesi isolati, però tu hai citato giustamente la stazione di Topolò, ecco, che rappresenta una speranza per il domani. Ecco. Certo, una grande occasione. Abbiamo una storia e che questa storia ci appartiene, potremmo essere anche portati dalla vita a Sydney, no? Però saremo sempre sloveni, friulani, se ci crediamo, se vogliamo esserlo e se pensiamo che questo è un valore. Ora solo una piccola domandina prima di passare la parola al collega. Ecco, tu hai citato la comunità linguistica friulana, ecco, come vedi, come giudichi, come senti tu i rapporti tra la comunità friulana e quella slovena? Questa è una domanda veramente complessa, perché se dovessi guardare dal mio angolo, che è quello di tutto un movimento di persone che ha messo in moto esperienze di, diciamo così, di rinnovamento della cultura friulana contemporanea negli anni 90, noi che fummo quelli di Usmis, è un rapporto, come dicevamo prima, intenso di vicinanza, di comunanza, di fratellanza, perché siamo consapevoli che le comunità, come dire, più piccole sopravvivono solo se si intersecano, se si federano nella diversità. Questo lo vedo io, poi so che non sono stati sempre rapporti facili, no? Ma per quello che mi riguarda, cioè, a me il fatto che in alcuni momenti questo non sia stato magari per alcune persone un rapporto facile, a me pare un'anomalia, insomma, in fondo io credo che è la terra che determina tutto, no? Se tu vivi in un'area che ha più lingue e calpesti la stessa terra, la terra ha deciso, no, che la pace di cui parlavamo prima è questa cosa qua. Quando cammini in una foresta ci sono alberi molto diversi tra loro, no? Ma convivono, no? Questa è un po' l'immagine, io credo. Le radici sono giù, no? Ma poi ognuno conosce le proprie, ma bisogna convivere e poi insomma essere, tra virgolette, piccole comunità, che quella friulana è più grande, ovviamente siamo 500.000, ma se lo guardiamo nello scacchiere mondiale siamo anche noi una piccola comunità, quindi si sopravvive federandosi, rispettandosi e capendo le esigenze uno dell'altro, insomma, altrimenti si diventa in piccolo lo specchio del nazionalismo, e questo va evitato a tutti i costi, insomma, altrimenti sarebbe un errore clamoroso, sia politico che umano. Io mi collego proprio a questo che stavi dicendo adesso, nel senso che in questo libro c'è una spiccata, un spiccato interesse in senso interculturale. C'è le culture di questo libro, che hai detto tu, c'è quella slovena, quella friulana, ma non solo, c'è quella delle altre parti d'Italia, perché i militari poi si incontrano in varie cose. Qui c'è sempre, è impostato sullo scambio, sul colloquio, sulla crescita reciproca, e poi c'è, tanto che si parla di una famiglia friulana, in questo tempo si parla molto dei friulani, no? Del Friuli e dei friulani. È un popolo che nel resto d'Italia conoscono poco. Non a caso il soprannome di Giovanni Sbaglia è proprio lontananza, no? Siete lassù nel confine orientale, esatto. È una zona geografica, culturale, antropologica quasi sconosciuta, dove si parla una lingua innestata con lo sloveno che non si capisce, insomma. E il Friuli descritto però è proprio un luogo di frontiera, di meticciato, di incontro culturale. Poi c'è una bella frase che dice il prete sardo, no, della parrocchia di Livorno, dice beh, questi friulani sono proprio un'altra cosa. E poi descrive le caratteristiche dei friulani, dice parlano poco, non si fidano di nessuno, piegano la testa alle avversità e tirano avanti, piangono dentro di sé, sono riservati, testati. Ecco, tutto questo in cui noi ci riconosciamo, chi più che meno, quando vai fuori dal Friuli, parli di queste cose
nelle altre regioni d'Italia, qual è la reazione? Se i friulani sono ancora così, questo popolo sconosciuto? In parte ancora sì, diciamo, e questa è anche una delle cose che mi colpisce sempre quando giro l'Italia, cioè le persone, molte hanno un grande interesse per questa zona perché sono consapevoli di questo, no? Che c'è questa zona, chiamiamola così, di interculturalità, una natura anche, come dire, lussureggiante, molto bella, che fa anche parte di questo libro che è anche un omaggio a delle radici che stanno dentro il bosco, no? La terra misteriosa che genera riti anche, no? Oltre che miti. Però c'è molto interesse per il Friuli in generale, perché siamo per molti una terra misteriosa. C'è spesso però anche una dinamica che credo conosciamo tutti, che riguarda un po' i mass media nazionali, per tornare al mestiere di Sandro Ortenzi, che fa degli errori clamorosi sulla nostra geografia, sulle nostre lingue, no? E questo è una delle cose che credo sia anche giunta l'ora che noi tutti come comunità, diciamo, friulana, slovena, regionale, no? Dobbiamo provare a ribaltare, perché io credo che nel 2020 non è possibile leggere, non lo so, su un giornale nazionale Udine, tra parentesi, Veneto, oppure che ne so, dico adesso non lo so, Latisana, Treviso, tra parentesi. Cioè, sono cose che non si possono più tollerare, diciamo, no? Ma potremmo entrare anche nella questione, insomma, che investì Cazzulla poco tempo fa, no? Con un aggettivo veramente sì, Guccini lo disse così, però poi Cazzulla, insomma, si è disperso in una disamina veramente, come dire, sì, molto provinciale. Sì, provinciale, nel senso che ancora una volta siamo visti come una provincia a cui tutto sommato, anche se fai, come dire, un'imprecisione su di noi, vabbè, ma cosa vuoi, no? Cioè, invece non è così, no? Perché queste imprecisioni spesse volte si portano dietro il peso di una storia dolorosa. Ecco, allora è venuto il tempo, io credo che di noi si debba capire questo. Ogni volta che portiamo una cosa fatta qui all'attenzione nazionale, noi contribuiamo a ribaltare un po' questa prospettiva, che è una prospettiva un po' imprecisa per quello che ci riguarda. Cioè io distingo sempre tra i mass media e tutta come dire, un certo potere addensato, chiamiamolo così, e le persone. Le persone molte, come dire, hanno un'idea molto positiva, bella della nostra zona, poi molti ci sono stati, oppure hanno un parente o c'è stato, come dire, tristemente, anche purtroppo per noi, molte caserme, quindi siamo, ahimè, molto conosciuti anche per questo, però molte persone sono state qui per quello e hanno riportato a casa impressioni molto diverse da quelle della narrazione mainstream. Dunque c'è molto interesse per il Friuli, io sono contento che sia così. Siamo, come dire, una terra molto interessante, anche molto ricca culturalmente. Forse solo un'ultima cosa, Maurizio. Io, guardando un po', diciamo, guardando il tuo libro, il tuo romanzo, spero che ne seguiranno altri, e guardo anche un po' dal punto di vista, tra virgolette, politico. Ecco, adesso io considero questo libro un trattato contro il nazionalismo, ecco. Adesso viviamo tempi in Europa e anche in Italia e anche in Slovenia, tempi non troppo felici dal punto di vista dei nazionalismi, dei sovranismi e dei vari ismi, ecco. Ti preoccupano queste cose? Molto, mi preoccupano molto. Quando scrivevo questo libro ero anche animato da questo. Credo che sia una storia che nel suo piccolo, insomma, perché un libro può fare quello che può fare, può dare un contributo a smontare una macchina propagandistica che punta su delle cose che fanno parte del mio immaginario consumato dal mio punto di vista, e mi preoccupa molto perché io vedo sotto altre forme, no, estetiche il ritorno di un pensiero duro, di un pensiero che non ammette sfumature, repliche, che semplifica molto, che fa, come dire, veramente cosa una di cose diverse, e soprattutto non accetta l'idea che
che le nazioni nascono con dei trattati sostanzialmente, l'abbiamo visto anche noi, no? Come puoi credere a una linea che si sposta a seconda degli accordi che vengono stretti, come dire, da dei ministri degli esteri democraticamente eletti quando va bene, o da dei sovrani che sono lì, come fu nel passato, a decidere dove passa questa linea perché sono figli di uno che prima era re. Cioè, come possiamo credere che la nostra idea del mondo, che il nostro ritaglio geografico, emotivo sia fondato su questa linea? Cioè, basta farsi questa domanda, no? per rispondere no ai nazionalismi, però soffiare sulle paure, come si vede anche in questo libro, insomma, no? È uno degli elementi chiave per costruire questa percezione alterata, no? In questo libro, come chi lo leggerà vedrà, a un certo punto si vede che c'è una specie di linea linguistica, chiamiamola così, che passa nell'erba, no? E queste persone ci passano sopra senza curarsi di questo, no? Di qui si parla sloveno come fu davvero, no? A casa dei miei bisnonni, e 5 metri sotto si parla friulano, e queste persone vanno avanti e indietro serenamente lungo questa linea. Perché? Perché è una linea vissuta nella serenità, nella pace, nella convinzione che siamo qui e lo facciamo. Ecco, quando la paura alimenta come potremmo chiamarla, la concretizzazione di questa linea in un muro, siamo già andati, come dire, oltre quello che ci spetta naturalmente come persone. Siamo già stati vittime senza noi magari qui dentro ce ne accorgiamo, a livello, diciamo, massa, siamo stati vittime di una propaganda che ha fatto di noi le persone che non siamo, ci ha snaturalizzati, ecco, questo è, no? Il confine non è una cosa naturale, la nazione è una convenzione amministrativa, no? Niente di più. Andando alla fine ancora una domanda di Peri, che poi sentiremo un po' di estratti da questo libro, insomma, dalla Bella Luna. Per ritornare sul discorso dei nazionalismi, dei vari ismi, qui nel libro ha un peso non solo narrativo, ma un peso politico anche il fascismo. Certo. Si parla molto di fascismo, però anche nel fascista più convinto, apparentemente più convinto, che è Enzo Picchiatti, no? Che sei il personaggio, il cattivo del libro, fascista, antislavo, una spia, il personaggio più malvagio del libro. Beh, anche lui è uno che racconta con orgoglio di uno stupro avvenuto a Corfù durante l'invasione italiana della Grecia. Beh, però vede anche lui questa convinzione che sembra inossidabile, ha una crepa, perché anche lui vede nel fascismo un modo, un'opportunità per arrivare al potere, per arricchirsi. Per cui è così anche gli altri, non mi ricordo il nome del giornalista, di quello che lavora Roiati Brighi, anche lui, no? Sì, passa attraverso il fascismo. Per cui una grossa convinzione politica, fermamente politica, e addirittura l'indiano, alla fine del libro, anche lui va in guerra, no? Per cercare un riscatto. Per cercare un riscatto della propria identità. Per cui questi ismi, questi nazionalismi, queste costruzioni politiche e propagandistiche hanno delle crepe dentro e vengono mostrate nel tuo libro in maniera bellissima, molto semplice ma incisiva, attraverso le crepe che queste convinzioni lasciano all'interno dell'animo umano, in questo caso della bassezza dell'animo umano. Ma io credo di sì, insomma, so come dire, potremmo riassumere tutto in un libro di Freud, insomma, no? Psicologia delle masse e analisi dell'io, insomma, tutto parte dall'io, no? E chi manovra questi ismi, tutto sommato, conosce anche molto bene l'io, no? Cioè su quali paure, su quali valori, su quali desideri fare leva, no? Picchiatti con il fascismo diventa importante, no? Diventa qualcuno. E questa è una delle cose su cui di solito giocano molto le dittature, insomma, no? La prima vittima, io credo, delle dittature è anche il merito, no? Cioè la fedeltà diventa un merito, no? Non importa se sei bravo a battere il ferro, a scrivere, a condurre un incontro come questo o a collegare un amplificatore, ma se sei fedele all'idea, no? Sarai premiato, quel posto sarà tuo, no? L'abbiamo visto per esempio moltissimo anche durante la dittatura argentina, no? Ecco, questo è, allora per forza chi magari in qualche modo intravede in questo una possibilità dice, beh certo, questa è la mia grande occasione, salto sul carro di chi comanda, no? E l'abbiamo visto anche le grandi storie, no? Degli intellettuali italiani che si opposero al fascismo ma furono esuli, finirono
la loro voce era stata completamente chiusa, è una delle cose che fanno sempre, lo vediamo nella Turchia di oggi, no? Ecco allora che questo diventa per molti un'occasione di carriera, ma per la società è un impoverimento incredibile, no? Ecco, che allora la democrazia, al di là di essere l'espressione, diciamo, della nostra volontà nel momento in cui andiamo a votare, è anche un sistema che permette, con i limiti che conosciamo ovviamente, perché nulla è perfetto, no? Il mercato, ne potremmo parlare all'infinito, ma permette comunque un'allocazione dei talenti e delle risorse che non passa per la fedeltà al capo, e questo è la chiave anche della convivenza, che ha un senso sociale, politico, ma anche economico, insomma, no? Difatti le dittature spesso finiscono in delle crisi economiche devastanti. È evidente, no? Io chiuderei qui questo per lasciare poi lo spazio a chi ci seguirà, che ci sarà lo spettacolo e il reading. E solo per tornare all'inizio, quando parlavo di Maurizio Matiuzza, poeta, narratore, prestato alla poesia o viceversa, con una dichiarazione, cioè una considerazione che Emanuele Trevi ha fatto parlando di Pavese, e ha detto: la poesia non è solamente qualcosa che esiste in versi, è la capacità di uno scrittore, attraverso qualsiasi genere letterario usi, di mostrare nei suoi personaggi, nella particolarità e irrepetibilità delle storie che racconta, la traccia di un destino. Allora, La Malaluna, in questo senso, seguendo Emanuele Trevi, e io lo sposo sicuramente questa dichiarazione, questa considerazione, è un libro di poesia, e Maurizio Matiuzza rimane un poeta. Grazie. Grazie mille a Eric Camuffo, a Sandro Pente e a voi. E ora entriamo nel libro La Malaluna. Grazie davvero. Che cigolano un passaggio verso Praide Vuede ormai si sono alzati per metri, spezzettando il cielo.